Il babbo sindaco, sono venuto qua per Prometa e vedo di garantire tutto quello che è possibile. Quindi cosa vuoi? Venezia pulita? Che non piova più, un Ma governo che non sia più ladro, no? Vuoi le grandi navi? Anche del lavoro? Ah, sì. Ciao. Sì. Siamo fratelli. Quest'oggi noi di Venezia.com abbiamo lanciato questa iniziativa per sensibilizzare voi cittadini affinché domenica prossima 31 voi andiate a votare. Voi in questi giorni avete visto un turbinio di eventi, di manifestini, di promesse, di spritz, di cene, tutti promettono tutto, tutti fanno tutto e noi vi chiediamo di ascoltare quello che avete dentro di voi, vedere se quelli precedenti hanno fatto giusto o sbagliato secondo voi e secondo la vostra coscienza vi chiediamo di votare, non perdete questa occasione. Noi altri ne interessaria una roba molto più importante. Lavoro. Questo non potremmo domandarlo al sindaco, ne bastaria un po' di sicurezza sul ponte di Rialto. Venezia sicura, va bene? Venezia sicura e il ponte di Rialto che ritorni ad essere quello di una volta, un posto Allora, per il diciamo, mondo. più pulita ora. Assolutamente, perché noi altri teniamo sempre netto, ma non devo sempre gli dire netto gli altri. Va bene? Grazie babbo sindaco. Ciao. Grazie. Vuoi Venezia più sicura, pulita? Mi piacerebbe. Allora questa è più pulita, va bene? Dopo più sicura anche. Quello senza dubbio. Ti vuole anche le navi, grandi navi o no? Anche più grande. Anche più grande. Venezia pulita. Pulita? Siamo già netti. Siamo già netti e pulita. Da babbo sindaco. Quindi sono qua per fare un certo promesse e cercare di mantenerle. Soprattutto, Cosa soprattutto. vuoi di Perché di voi? promesse ne Lavoro, abbiamo. Lavoro, Venezia sicura. Lavoro. Va sempre bene. Grazie. Se c'è lavoro e se ci sono cittadini e Babbo attività, Natale mi ha c'è anche dato presidio e lavoro, controllo. Lavoro per tutti. Ecco qua, e anche più sicurezza. Sì. Va bene. Grazie, buon lavoro. Ciao, ciao. Sono 4 gatti. Quindi 4 gatti che di cui 3 lavoro in comune. Stava qua, va bene? Sì, grandi navi, bravo Babbo Natale. Bravo. Cosa posso prometterti e mantenere? Cosa da votare? No, ti vuole navi, le ti grandi vuole navi. lavoro, ti vuole Venezia pulita. Voglio sempre essere in vacanza. In vacanza perché veniamo qua per fare delle promesse per le prossime votazioni. Sì, ma se è vero. Cosa, dicemi cosa che vuoi, mi cerco di Voglio Sky, voglio tutto. lavoro. Ma che lavoro che abbiamo ora, fortunatamente.
Buongiorno, sono Babbo Sindaco. Babbo Sindaco, il mitico Babbo Sindaco. Eccomi, voglio qua prometterle qualcosa, mi dica io cosa che vuole. Ah, va bene, ora guarda, pace nel mondo intanto. Se che aveva pace nel mondo. Questa sì, a voce. Va bene, e ora tutte le belle donne, tutte amiche. Anche queste sì, a voce. Ah, voce, niente. sì. E ora, praticamente ora voglio praticamente sbassare tutte le tasse, zero le tasse. Anche queste sì, robe a voce. Bene, case per tutti i veneziani. Boh, ecco qua, vedete che Ah, cominciamo. cominciamo a trovare Case per i veneziani, tutte le case per i veneziani, casa, buon perfetto. Grandi navi, tantissime grandi navi o no grandi navi? Come che ti vuoi? Sì o no? Ora dammi un tante grandi navi e un no tante grandi navi. Allora, dando un no, adesso mi sei. Posso prometterti qualcosa alle prossime votazioni? Venezia pulita, casa, lavoro, tutto, lavoro. Troppi palazzi qua. Lavoro, Troppo lavoro. alberghi, grandi, piccoli, medi, Venezia sicura. Babbo Sindaco. Babbo Sindaco. Ora mi sono Babbo Sindaco e prometto e cerco di mantenere tutto quanto quello che prometto e quello che la gente mi domanda. Boh, mi serve una casa, una barca e una macchina. Allora fermo così perché la macchina non ho quadri ma per cui lavoro. E cominciamo già a dire di noi, ora prometti? A casa. Va bene. Oh, bene. Basta. Se non che c'è qualcos'altro, Venezia pulita, Venezia sicura. No, va bene, siamo a posto, dai, Siamo casa e a posto. lavoro mi basta. Boh, va bene. Grazie. Ciao.